Sardara, il castello, ma tutta la romanità più profonda e le antichità ancora più indigene, no? Che raccontano una storia. Perfetto, Sardar racchiude un po' quello che diciamo va dal periodo prenuragico sino al medievale, quindi è documentata e manifestata anche nella sua parte architettonica quello che è stato il passaggio umano nel paese di Sardar. Ma iniziando da Sant'Anastasia, dove c'è il primo nucleo abitativo di Sardara, passando anche per il centro storico. Nel centro storico noi troviamo quegli elementi di cui abbiamo evidenziato prima, che quindi è il romanico. Passiamo a San Gregorio. San Gregorio è una chiesa romanico-gotica di maestranze pisane, dove manifesta anche quell'arte e quelle elaborazioni architettoniche legate anche a un contesto religioso che hanno fatto sì che la Sardegna sia importante anche per questo passaggio umano.